Invisible Man. Però un po' più gasato sto applauso mi sarebbe piaciuto. Rifacciamolo che non mi è piaciuto. Avanti. Ma forte! Ma allora! Ma dove andiamo? Amici di Scratch, con grande letizia cominciamo questa trasmissione e d'altronde, come di solito è mio uso, quando vedo delle cose che mi danno fastidio, insomma, è più forte di me, io devo dirlo. Allora, intanto, grazie a questo Giro d'Italia splendido, splendidissimo, anzi, settimana prossima verrà qui in trasmissione Ilenia Lazzaro e quindi confezioneremo una trasmissione ad hoc per il Giro d'Italia che è stato veramente bello. Ha messo a posto tante coscienze, ha messo a posto il ciclismo con l'opinione pubblica. Quello che non mi è piaciuto, lo sanno tutti, è il gesto di Di Luca che va da sé, insomma, quando uno nasce in quella maniera là, insomma, non è che si possa pretendere chissà che grandi cose. Però una nota io di diniego vorrei darla. Abbiamo visto delle tappe epiche, non parliamo della cronometro, ma parliamo delle 3 cime di Lavaredo. E allora, ecco, tappe epiche, allora nel linguaggio è momenti epici, eroi, e allora vediamo che secondo me gli eroi e gesta epiche, io ricordo i libri di scuola che era un papiro enorme, dal mito alla storia, è un'altra cosa, perché se sprechiamo gli aggettivi, poi dopo ci troviamo senza aggettivi per poter descrivere i veri eroi della Prima Guerra Mondiale, visto che proprio quest'anno, tra il prossimo anno, dal 15-18 ci sarà il centenario. Allora vorrei che questo ciclismo rendesse il giusto merito a quello che hanno fatto questi atleti, perché è il loro lavoro, ma se dobbiamo parlare di atti di eroismo mi piacerebbe che li condensassimo soltanto su quello che è stata la vera storia. Mi rifaccio anche a Mario Soldati, quel grandissimo romanziere, un grandissimo regista, un grandissimo personaggio della cultura, che diceva una cosa saggia: bisognerebbe portare il ciclismo come materia di scuola, perché il ciclismo ha raccontato in questi ultimi 100 anni a pie pari, ha raccontato la storia italiana, quindi è una storia di grande cultura, di grandi emozioni, di grandi personaggi, ma gli eroismi sono altre cose. Allora, quando poi dopo noi abbiamo queste espressioni così, usiamo queste espressioni così altisonanti, poi succede la tegola, come quella di Di Luca, che non sarà l'ultima, non sarà la prima, ma non sarà nemmeno l'ultima. Per cui poi dopo ci troviamo di nuovo risprofondati nell'oblio, sprofondati nella tristezza, perché questo sport non merita né gli aggettivi eroici, ma neanche gli aggettivi di drogati. È stato uno sport bellissimo, è uno sport bellissimo, il Giro d'Italia è stato meravigliosamente interpretato da questi atleti che per la prima volta in fronte comune hanno veramente detto no, quello che è successo a noi fa schifo. C'è stata un'altra storia, ci sarà un'altra storia per il ciclismo, però smettiamolo anche di andare a dire delle cose che sono troppo grandi. Intanto ringrazio anche questa volta a Luigi Comacchio, il nostro presidente del comitato provinciale. Grazie anche al presidente Nicola Veleda, il presidente della Vecchia Fontana, una società meravigliosa. Racconteremo cosa vuol dire il Giro d'Italia e cosa vuol dire fare anche attività giovanile, che è la cosa che mi piace un po' di più, man mano. Poi abbiamo una mia amichetta, insomma, dai, Elisa Vanzetto, che ci conosciamo grazie a Facebook. Beh, Facebook è brutto, però riesce a fare delle cose belle, allora anche i giovani dovrebbero imparare a usare Facebook per le cose positive, vero? Certo. Ecco, certo. Ciao Francesco Cecchin, vicepresidente del comitato provinciale di Vicenza, che ieri ci ha confezionato una gara meravigliosa con la Bici Sport, grazie anche a Patron Polo e Guerrino Polo, avete fatto gli straordinari, quarto Gran Premio Cicli Polar e poi al pomeriggio a Stroppari, quindi noi settimana prossima faremo vedere questa gara per giornalisti. Ma noi siamo rodati a queste cose. Cioè, oramai tu proprio... Ci siamo alla grande. Sì, non c'è nessun problema. Allora Luigi, io ho fatto un piccolo cappello, perché a me questo Giro d'Italia è piaciuto più degli altri. Conto, e dico sempre, il Made in Italy va esportato, perché noi come Giro d'Italia possiamo dire che è più bello del Tour de France, è fatto in maniera diversa. Tu hai sentito cosa ho detto ieri mattina, mi sembra giusto il discorso. Cioè, questo Giro d'Italia credo che abbia messo una pietra miliare sul ciclismo, cioè
ha riconciliato tutti col ciclismo, nonostante quello che è successo di Di Luca che tu hai detto prima. Sono stati i corridori stessi a mettere a posto tutto, hanno preteso di arrivare in cima alle 3 cime con quella bufera che c'era. Qualunque altro atleta di qualunque altro sport avrebbe detto ragazzi io sto a casa al caldo. Ma io non voglio fare il paragone con gli altri sport perché sennò poi dopo sarebbe No, anche ma semplice. Abbiamo guardato Roma-Lazio, addirittura c'era Roma in stato di assedio, per cui se vogliamo giocarcela, insomma, ce la giochiamo con le loro armi, con le armi di quelli che lo sai che screditano noi questo non abbiamo sport. bisogno di polizia né di carabinieri, noi organizziamo le nostre gare senza grossi A Vicenza c'erano 250.000 persone, mi sarebbe piaciuto vedere quanti carabinieri. Beh, pochi di sicuro, cioè c'era quello che serviva, ma però non c'erano problemi che succedesse qualcosa, anzi la gente era là per vedere il ciclismo. Lo sai cosa dico io? Il ciclismo, noi facciamo il ciclismo che è lo sport più bello del mondo. Nicola, invece io penso che il Giro d'Italia debba essere fautore di grandi idee e condividere con quello che è il gota del ciclismo e guardare anche un po' in giù. Ti spiego. Adesso per le donne apriamo poi un capitolo, il Giro d'Italia delle donne, insomma, si vede, non si vede, il Giro d'Italia per gli uomini di dilettanti penso sia addirittura saltato, non lo fanno neanche. Voglio dire, se non guardiamo in basso ai giovani, io credo che un domani neanche questi avranno da raccontare un Giro d'Italia. Come diceva Davide Cassani, che per esempio il calcio è un gioco, mentre il ciclismo è uno sport. E come sport è una cosa che nasce dalla passione, quindi se non coltiviamo questa passione già all'inizio, cioè Certo. dalla categoria giovanile, poi non... Ma voi quante cioè adesso oggettivamente voi avete una squadra, avete delle squadre di femminucce, quindi Sì, esordienti, allievi, junior, no? Quando dovete fare trasferte sono molto lunghe, ci sono molte gare oppure ci sono poche gare dedicate alle donne? Fino alla categoria, cioè esordienti allieve ce ne sono abbastanza qui nel Triveneto e diciamo che non ci sono problemi. Una alla settimana aveva giocato? Una settimana, sì. Per quanto riguarda le junior, essendo nazionale c'è una sola gara alla settimana e in tutta Italia, quindi bisogna andare lì. E quindi vuol dire anche dei costi, immagino. E spesso si corre la mattina, quindi c'è anche bisogna partire il sabato. E vi pagano l'albergo o ve lo pagate voi? Tutto a spese della società. Ah, ecco. Cioè, quindi credo che facciate dei grandi sacrifici. Sì. Cecchìn, io voglio partire da questo, perché abbiamo visto, il Giro d'Italia è bellissimo, tutti quanti hanno le ammiraglie, tutti quanti hanno questi pullman fantasmagorici, belli, bellissimi, però bisogna fare i conti con il giovanile. E qua vedo che non è che sia una campana che suona in maniera diversa rispetto ai maschietti, perché anche per gli junior e i dilettanti c'è una grave crisi, una grave penuria. Però io capisco la crisi, ma è un po' come se il Giro d'Italia fosse il papà grande, no? Che mangia tutto e i figli più piccoli fa stare senza mangiare. Non è detto, la crisi c'è, la crisi economica è grande, parte dal settore giovanile, ma si parla dei giovanissimi e va fino ai junior, ai dilettanti, perché gare dilettanti che ci sono fra un mese hanno già 200 iscritti, ci sono 3 gare in tutta Italia. 2, Ma io 3, parlo di questo, 4. i costi che devono affrontare queste società. Come fanno? Cioè, tu vedi un futuro? È difficile vedere avanti, perché noi che gestiamo da giovanissimi e allievi ci troviamo con grosse difficoltà. Luigi, io questo dico, cioè a me non me ne frega mica niente parlare del Giro d'Italia, è bellissimo, lo sanno tutti, ne parla la RAI, non ne vogliamo parlare qua, ci mancherebbe. No, vogliamo fare il paragone se è propedeutico a una situazione di governance giovanile oppure no, perché se dobbiamo parlare del Giro d'Italia finalizzato a se stesso, allora smettiamo di parlare di Enrico Battaglin, smettiamo di parlare di bandiera, oppure diciamo questi qua sono passati dagli allievi, dagli esordienti. Esatto. Giovedì scorso c'è stata la presentazione del trofeo De Gasperi, no? E quindi giustamente il presidente dell'Angarano ha detto che hanno dei grossi problemi a trovare gli sponsor, a trovare i soldi per fare il trofeo De Gasperi. Poi quando sono intervenuto io ho detto, vabbè, voi avete problemi per fare il trofeo De Gasperi, che è un fiore all'occhiello per il comitato provinciale, però il nostro punto primario è l'attività giovanile, perché se non ci sono i giovanissimi non c'è né il trofeo De Gasperi e nemmeno il Giro d'Italia.
Quindi dobbiamo, noi, Comitato Provinciale, che non abbiamo mezzi, dobbiamo aiutare in tutte le maniere le società che fanno ciclismo giovanile. Come possiamo aiutarle? Anche noi siamo la parte, non mi piace parlare così, ma siamo la parte politica, giusto, del ciclismo. Anche se parlare di politica in questi giorni non è tanto semplice. Però volenti o nolenti è politica sportiva. Noi come possiamo aiutare le nostre società? Possiamo aiutarle aiutandole quando ci sono da fare carte, scartoffie e mille altre cose, però finanziariamente non possiamo aiutare perché non abbiamo neanche i soldi per fare lo scalatore d'oro, dobbiamo andare il problema è che andando noi Comitato Provinciale in cerca degli sponsor per fare l'attività, portiamo via sponsor alle nostre società, quindi diventa è un gioco al massacro, insomma. Ecco. Nicola, come vedi tu il futuro del ciclismo? Adesso, fermo restando che già per gli uomini ci sono dei problemi, no? Per le donne si acquisiscono in maniera veramente esponenziale, poche iscritte, oppure sono tanti iscritti quando sono giovani, poi dopo calano, mancano le gare evidentemente. Come lo vedi tu il futuro? No, come iscrizioni vedo che sono anche in aumento, penso, le donne. Il problema è che si vede anche nelle gare esordienti allieve cominciano ad esserci dei problemi di soldi, perché c'è sempre più difficoltà. Ma o siete voi che non siete capaci a vendere il prodotto a questo punto qua, perché voglio dire, non è che voglia fare l'avvocato del diavolo, però non so, gli sponsor non vengono perché sono tutti, io non credo che dall'oggi all'indomani l'Italia sia diventata poverissima, non ci credo. Da una parte ci sono pochi sponsor, cioè poche ditte, società che fanno economia di sponsor, perché già sono messi male di comportamento. Non è forse che ci sia il leitmotiv che il ciclismo sia uno sport dove è pieno di dopati? Adesso non so, Elisa, devi stare attenta, questa è una domanda dove tu mi devi rispondere come una ragazza che va a scuola e che credo, quando succedono degli eventi come quello di Di Luca, credo che comunque ci sia un mormorio, la gente parli in qualche maniera, no? Tu ti senti in difetto quando... come hai reagito alla notizia di Di Luca tu, che vai in bicicletta? È stato un brutto colpo, però... Ma un brutto colpo perché devi quasi giustificarti con gli altri? Beh no, perché la maggior parte dei corridori... Ma a scuola, io a scuola parlo. Sì, molti sono contro, prendono di mira il ciclismo appunto per i lati negativi, però in realtà le maggiori sono le soddisfazioni, bisogna guardare quello. Ma questo è indubbio e ti fa onore, perché Luigi, questa è la bellezza del ciclismo, però credo che sia questo, perché io lo dico perché lo tocco con la pelle, bisogna smettere di farsi del male, perché il ciclismo non è uno sport dei dopati, anzi forse è lo sport più controllato di tutti, anzi lo è. Però è questa la cifra. La gente pensa ancora in una certa maniera, però io infatti discuto, perché non sono uno che litiga, discuto con i miei amici quando mi dicono tu sei il presidente di... Ecco, io dico ragazzi, se, non mi piace parlare così, però se i controlli che hanno accettato i nostri atleti li avessero accettati anche gli atleti degli altri sport, forse vedremo come andrebbe la bilancia, esatto. No? Come andrebbe la bilancia. Però il discorso di Luca, io non... Ormai per me è una cosa passata. Di Luca è stato, non mi piace, un cretino, scusa la parola, vado giù Certo, dritto. è stupido. Perché a uno che danno una seconda chance, di solito no, si impegna per migliorare, invece lui è ricaduto... Vuol dire che è malato di se stesso. Bravo, ecco, è malato di protagonismo. Siccome noi non siamo malati di protagonismo, facciamo vedere subito questo Gran Premio, questo quarto Gran Premio Ciclipolar, ben disegnato il percorso e soprattutto grandi Bicisport che si sono adoperati per mettere in sicurezza tutto il percorso, e grazie anche al team Polar che insomma 25-30 persone si sono dati da fare per essere di aiuto a questa bella manifestazione. 107 i partenti per la categoria allievi, insomma un bel raggio di sole sia meteorologico e anche sportivo. Andiamo con le immagini per questa bella gara che a me sinceramente è piaciuta parecchio. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita.
FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Mauro Frighetto, assessore allo sport di Rosà, all'indomani del Giro d'Italia, una tappa che ha consacrato il ciclismo, quello vero, quello pulito, insomma anche i piccoli comuni si adoperano per dare una possibilità a questi giovani. Sì, infatti il ciclismo contribuisce a diffondere un messaggio fatto di valori importanti, quale lo spirito di sacrificio, il lavoro per il conseguimento di risultati. Oggi qua 2 gare addirittura, una la mattina e una poco qua lontano, cioè Bicisport è una società di quelle che si adoperano molto, ma anche gli sponsor, Ciclipola, si mette a disposizione, voi siete vicini. Sì, guardi, sono delle realtà che sono un motivo d'orgoglio e vanto per il territorio, infatti grazie alla loro opera coinvolgono numerosi nostri giovani. Grazie. Grazie a voi. Una finestra tiepida di primavera, certo che la colonnina di mercurio non è certo a vantaggio dei corridori, un bel fresco, anche se il sole insomma fa un po' di breccia sulle nuvole che in questi giorni veramente stanno avvolgendo tutto il Veneto, ma tutta l'Italia del Nord. Oggi qua invece a Rosà, grazie al 4° Gran Premio Ciclipolar in collaborazione con la Bicisport, va in onda questa bellissima gara per allievi, una gara importante, una gara con 107 partecipanti sotto la regia di Parolin e Giuseppe Sartori. Tanto vediamo Paolo Zanchetta al via di questa gara veramente molto ben organizzata, pensate più di 25-30 del team Polar disseminati in tutti gli incroci, presidiati veramente dal primo all'ultimo, un servizio d'ordine veramente eccezionale per dar garanzia a questi giovani di un trofeo, di un Gran Premio Ciclipolar importante. Questa è la macchina Scopa che presumibilmente dovrà accogliere i ritirati lungo il percorso, 12 giri, un circuito di 8 km cada uno, bellissimo. E vediamo proprio Guerrino. Secondo giro, traguardo volante. Ecco, grazie alla moglie di Francesco Cecchin che ci dice che il prossimo giro traguardo volante, tant'è vero che i traguardi volanti erano posti al secondo e al quarto giro, traguardi volanti che in pratica li ha consegnati la trattoria La Lanterna, una trattoria che ha accolto tutta la carovana in maniera veramente impeccabile, dobbiamo dire la verità. Questi gestori, titolari di questa bella locanda, insomma ci hanno coccolati e dopo la gara insomma siamo stati tutti veramente accolti come di solito non succede, e quindi va detto alla Ciclipolar e anche alla Lanterna un grazie per come si sono comportati, con l'educazione che coinvolge sempre gli amici del ciclismo. Oltre ai Ciclipolar e alla Lanterna bisogna ricordare Bisinella Tiberio, Fratelli Poggiana di San Giorgio in Bosco, Carrozzeria La Centrale e la Banca Popolare di Marostica, che hanno coadiuvato e hanno così co-sponsorizzato questa meravigliosa gara. Intanto vediamo le prime scaramucce, Biasia e Grassi che si involano, cercano di dare un po' di distacco per accaparrarsi un traguardo volante, traguardi volanti che erano posti, come dicevamo in precedenza, al secondo e al quarto giro, traguardi volanti che davano premio esattamente per coloro che passavano prima sul traguardo di questi giri, quindi era in pratica una doppia premiazione. Le squadre migliori del panorama triveneto, abbiamo la Bicisport che oltre ad organizzare ha portato con sé 6 esponenti della società, il Dainamira, la Carrarossa Andrigo Sport, la Solana, il Fiumicello, la Colonia Veneta, poi abbiamo il Cicling Team Mainetti, Mirano, pensate, Postumia 73, Dino Oliviero, Veloce Club Città di Marostica, il Mottense Sant'Angiolese, il Sissio Team, Bassano 1892, Veloce Club Schio 1902, Team Estero Bosaro, poi abbiamo il Bruno Gaiga, il Maerne, Scuola Schismo Voni, la Cisca Lupi e Alberti UC Valdillasi. Quindi questa era una gara con partenza alle 9.30 del mattino. Pensate che la Bicisport
Subito dopo questa gara ha dovuto smontare tutto di Gran Carriera, rimontare tutto a Stroppari di Tezze, dove riorganizzavano, pensate, nel pomeriggio la gara Giovanissimi G1 G6, che ve ne renderemo conto settimana prossima con un bel servizio, proprio per non togliere nulla alle immagini di quella meravigliosa gara che poi dopo gli amici della Bici Sport si sono apprestati a farla nel pomeriggio. Intanto vediamo qua il Mirano che è sempre lì davanti, abbiamo veramente molti atleti che possono accaparrarsi questa gara, perché non ricordiamo soltanto Zorzetto Andrea, che oltretutto va anche molto bene in pista, ma anche Leonardo Marchiori si danno il cambio per non far uscire quelle, diciamo così, fughe Fagiano, che certo che in questo percorso tutto quanto piatto come una tavola, insomma o partono 5-6 corridori di diverse squadre che si mettono d'accordo, sono difficile veramente tentare una fuga, una caccia, perché comunque il gruppo va a velocità veramente impressionante, quindi anche tutti questi tentativi chiaramente tendono ad essere annullati dal gruppo stesso. Abbiamo detto in via Matteotti a Rosà posto l'arrivo, però comunque sempre il ciclismo questo racconta la ruralità, racconta anche non soltanto la gara noi la interpretiamo come momento di grande agonismo, ma dobbiamo anche rendere conto che nel Veneto, qui a Rosà e dintorni, la ruralità, la campagna, le serre, la produzione florovivaistica di questi posti sono molto importanti e quindi accrescono il PIL, la produzione interna lorda dell'Italia, e bisogna incoraggiare non soltanto tutti gli artigiani, coloro che si spendono in queste attività, assumendo anche posti di lavoro e quindi offrendo anche una certa ricchezza, tra virgolette, in questo momento ce n'è tanto bisogno, e quindi incoraggiarli anche attraverso questi mezzi televisivi, perché oltre in termini di occupazione danno anche una mano in termini di organizzazione di gare che non sono facili da fare in un percorso cittadino, l'abbiamo detto, la gara del ciclismo non è una partita di calcio, ci vanno tante intelligenze, tante eccellenze e soprattutto tanti interpreti, come in questo momento li vediamo lì davanti, vediamo Realdo Ramalho, Marchetti Moreno veramente un candidato alla vittoria finale, un ragazzo che sta crescendo veramente bene, specie nelle ultime settimane sta facendo grandi cose, settimana scorsa ha vinto una bella gara, insomma un corridore della Bici Sport che sta dando grandi soddisfazioni. Tutti in gruppo, chiaramente non succede nulla di importante in questa gara, una gara che chiaramente sarà adatta ai velocisti, una raccomandazione sempre anche nei traguardi volanti: quando sei alla 20ª posizione, 30ª posizione, non serve certo fare la volata, perché si crea veramente quella confusione e quei rischi che a quest'età bisognerebbe risparmiarli, e anche i direttori sportivi dovrebbero essere un po' più camomillanti, nel senso che la gara e la volata devono farla i primi, gli ultimi insomma faranno fatica, se non soltanto grande cacciara. Abbiamo visto anche Nibali a Brescia, chiaramente non poteva far nulla con la volata, si è un po' distaccato, e la volata devono farla coloro che sono votati a questa eccellenza, e non tutti lo sono. Qua poi vedremo la volata, chiaramente se la dovranno giocare i soliti noti, i Marchetti, Giacomello, i Bevilacqua, i Ramalho, insomma sono quei corridori che più si adattano a questo tipo di kermesse. Abbiamo detto una kermesse che vedeva circumnavigare tutti i sobborghi di Rosà, andando anche verso Rossano Veneto, 8 km da ripetersi 12 volte, e quindi grande bagarre. Adesso vediamo ancora le riprese in moto di Alessandra Gazzola, che vanno a documentare questo quartetto, che pare veramente un quartetto a cronometro. Una gara, come abbiamo detto in precedenza, organizzata bene, ma d'altronde le eccellenze, la base è questo. Noi abbiamo raccontato sicuramente, abbiamo raccontato tante volte, specie in questo ultimo mese, il Giro d'Italia, lo hanno raccontato la RAI ed è giusto che sia così. Noi non abbiamo il compito di raccontare i Giri d'Italia, perché il Giro d'Italia è già raccontato dalla RAI. Noi dobbiamo invece impegnarci a raccontare il ciclismo giovanile, perché se noi non esportiamo questi ragazzi, io credo che il Giro d'Italia non andrebbe mai in onda. Abbiamo visto Enrico Battaglin, che è partito da queste categorie, addirittura col cicloteam con i giovanissimi, oggi è diventato un atleta importante, insieme a lui c'è anche Brambilla, insieme a lui c'è anche Aru, che l'abbiamo visto vittorioso ad una Bassano Montegrappa, però è da qua che bisogna partire, ed è da qua cercare di dare una mano tutti insieme per valorizzare queste gare e per non farle morire a quest'età. Uno sport come il ciclismo vuol dire non
consegnare più atleti al professionismo e soprattutto vuol dire non far vedere quelle belle immagini che tutti abbiamo potuto gustarci sulle 3 cime di Lavaredo, ma non solo, sulle tappe a cronometro, perché quello non è altro che un'espressione del sacrificio dei giovani e soprattutto di quegli organizzatori, di quei dirigenti che tanto spendono. Uno su tutti, voglio sempre ricordarlo, è quel Guerrino Polo che è da 25-30 anni che sta dedicando gran parte del suo tempo a queste organizzazioni e soprattutto alla sua società. Quindi un complimento veramente importante a questi presidenti, ma ce ne sono tantissimi, io vorrei citarli sempre tutti. Bruno De Marchi, ma non soltanto, anche presidenti che hanno qualche possibilità in più, come la World Service di Massimo Leorato, un uomo con delle idee brillanti che ha sempre voglia di investire sul ciclismo, ma c'è anche il Giorgione, ce ne sono tantissime e vale la pena tutti insieme cercare di caldeggiarle. Questo è l'arrivo, un arrivo vediamo proprio a ranghi compatti, sono tutti là i migliori, tutti davanti, una volata impressionante con un Ramaglio che non si fa certo sorprendere e quindi vince Ramaglio Realdo del Colonia Veneta, Moreno Marchetti subito dopo della BC Sport, seguono Simon Giacomello Unione Ciclistica Lupi, Lorenzo Fabrello, quindi Veloce Club Schio 1902, bene ha fatto Simone Bevilacqua del Veloce Club Città di Marostica, così la coppia di Marchiori Zorzetto, dilettantistica UCI Mirano, poi Casarotto Davide, Cicli Team Mainetti, Bregolin Marco, Colonia Veneto e Gazzetto Matteo, Scuola Ciclismo Vo. Una sottolineatura, Marco Bregolin della Colonia Veneta che ha tirato una bella volata per il suo compagno di squadra Realdo Ramaglio, finito il suo compito si è leggermente spostato e con la Brivio si è piazzato comunque al 9° posto. Intanto vediamo le premiazioni con l'assessore allo sport di Rosà, Mauro Frighetto, insieme a Paolo Zanchetta, titolare della Cicli Polar, e tutti insieme hanno fatto una bella premiazione, hanno premiato veramente tutti, anche la Miss Susi che è la figlia del titolare della Lanterna, e qua vediamo tutti questi bei ragazzi con la faccia pulita perché puliti sono, perché pulito è il ciclismo e bisogna smettere di rompere le balle, e quindi cerchiamo sempre di inneggiare a favore di questo ciclismo e a favore degli organizzatori. Una bella crescita in questi ultimi tempi. La pista funziona? Sì, la pista funziona e mi diverto in pista. È una delle mie discipline preferite e sto crescendo anche grazie alla pista. Nelle volate, l'esperienza in pista nelle volate riesci a importarla? Sì, serve anche perché ti trovi in mezzo al gruppo, in pista non hai freni, quindi devi sapere come andare in mezzo, scattare in mezzo alle persone e ti serve anche sulla strada. Ramaglio, anche tu sei uno che la pista la sta facendo e in qualche maniera riusciamo a portare il discorso che la pista può essere propedeutica alla strada, specie in queste volate come quelle di oggi. Sì, nelle volate in cui appunto ci sono tanti velocisti bisogna sapersi destreggiare in mezzo alle ruote. E l'anno scorso non ho praticato la pista perché era un primo anno e volevo stare tranquillo, volevo cercare di impegnarmi sulla strada. Quest'anno invece, quando trovo del tempo durante la settimana, magari sacrifico un allenamento sulla strada per andare in pista. I radiocomandi REM device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. REM device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi REM device sono insuperati per design ed ergonomicità. REM device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. REM device, impulsi d'autore. Faccio le ragazze che si stanno a spaventare, non dico altro, si stanno a spaventare. Bene, allora, archiviata questa pagina bella di sport, ho chiesto a questi due ragazzi, perché so che fanno pista, come la fanno anche la vecchia Fontana, si vede che fanno pista, perché poco più indietro c'è stato un volatone di quelli impressionanti.
So che i ragazzi sono abbastanza... Sì, per fortuna senza gravi conseguenze. Senza gravi conseguenze. Ecco, la pista serve, perché avevo visto anche Moreno Marchetti sta facendo delle cose importanti. Sì, già da 3 anni però Moreno frequenta la pista. Quindi serve. Sicuramente serve. Allora Luigi, abbiamo piste un po' ma messe certo, vabbè, continuiamo sempre i soliti discorsi. Io so che ci sono circa da parte dello Stato italiano siamo noi, quindi sono i nostri dipendenti questi che sono là, hanno stanziato circa 15-16 milioni per mettere a posto alcuni impianti sportivi, tra cui anche le piste, bisognerebbe dire, perché poi dopo alla fine si dimenticano. Noi nel Veneto mi pare ne abbiamo 6 di piste, Luigi. Sì. È vero? Beh, Bassano, hai visto anche tu come messa, certo. Ha bisogno di un restauro urgentissimo. Allora io faccio questa precisazione. Abbiamo visto Marchetti, Ramaglio, ma non soltanto, anche Zorzetto, vanno bene in pista, vanno bene nelle volate quando sono di loro appartenenza, non va bene il fatto dello stato dei velodromi che ci troviamo oggi ad affrontare. Perché? Allora, io dico anche a quelle amministrazioni comunali che tanto piangono, giustamente il patto di stabilità rompe le balle, insomma, hanno questi soldi che non possono usare, eccetera, però se un velodromo, Bassano intanto, come anche Sossano, hanno un ranking, e parliamo di 2 ranking, uno sui velodromi che se fanno manifestazioni, allora entrano di diritto in quel plafond da poter essere finanziabile e anche per poterli mettere a posto. Quindi credo che anche le amministrazioni comunali insieme agli organizzatori dovrebbe essere un'azione sinergica per poter portare ad elevare questi velodromi. Beh, lo sai che con Bassano abbiamo già parlato, loro sarebbero disposti a mettere, non parliamo di cifre, ma una buona cifra, se arrivassero gli altri soldi, perché lo sai, i preventivi ci sono circa, diciamo, 150.000 euro per mettere a posto Bassano, giusto? Non sono cifre impressionanti, ragazzi. No. Il Comune sarebbe disposto a spendere quasi un 50% da quello che ho percepito, però ci vorrebbe l'altro 50%, adesso stiamo parlando a destra e a manca per vedere, cioè un velodromo come Bassano credo che meriti di venire sistemato. Ricordiamo la 3 serie 18, 19 e 20 luglio, voi quando girate per i velodromi avete visto in che stato sono? Ve ne rendete conto? Ci siamo resi conto, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto pochissima pista perché per problemi economici li tenevano anche chiusi. Ah, ecco. Altri come Pescantina l'hanno sistemato quest'anno, però l'anno scorso non era Permettimi, io non riesco a capire come mai, e l'abbiamo già detto altre volte in questa puntata, se io ho un figlio che va a fare nuoto, spendo i 100 euro al mese, 150, se vado a fare in palestra, insomma, spendo soldi. Per il ciclismo penso che stirano non so il naso perché 50 euro in 5-6 mesi sono reputati troppo. Francesco, tu sei un organizzatore, ma hai anche una società, costa una bicicletta, i copertoni costano, cioè credo che anche i genitori debbano mettersi un po' nei panni che il ciclismo non è sempre gratis, ho capito che siamo abituati a vederlo sui passi, che passa nelle strade ed è gratis, ma non è per nulla gratis, una bicicletta costa cara, anche il mantenimento. Moltissimo, un ragazzo ti prendi 100 euro all'anno, non di più, 120, 130, si fa anche fatica. Si fa anche fatica. Però se tu vedi che tra i dilettanti c'è chi si deve comprare la bicicletta, adesso cominci già a capire come vanno le cose. Questa non la sapevo. Sì, moltissimi. Ci sono moltissimi dilettanti che si comprano la bicicletta. Per poter andare se vogliono correre. Beh, ma credo non sulle società dei santoni, sulle società forse un po' più modeste. Ce ne sono parecchi, più di uno. Ecco, allora io sprecherei eroi quelli. Noi abbiamo 40 biciclette che girano, 40-45, cominci già a immaginare che spesa hai a fine anno, solo di mesi, non parliamo di vestiario, di tutto quello che ci va dietro. Ecco, non è una passeggiata di salute, no, insomma. No, assolutamente. Allora, Eli, tu hai qua delle tue colleghe, no? Sei esordienti e allieve, le juniores le avete lasciate a casa. Allora, glielo vuoi dire tu che si presentino così non si pigliano paura di me? Perché questa è la società della Vecchia Fontana, una società leader, credo, nel panorama non soltanto della pista, perché veramente... Allora, partiamo da te, che vedo che ti sei fatta un bel po' di male. Dimmi il tuo nome e cognome. Federica De Carli. E cosa ti è successo? Sono state combattere una seduta. Quando questo? Ieri. Ma ti è fatto parecchio male? Abbastanza. Ma stai attenta, da bella ragazza è spento, non funziona il microfono? Vediamo un po', facciamo un attacco chirurgico, eppure è acceso, è acceso.
E allora bisogna che, aspetta un attimo, mettiamo a posto la regia, poi dopo fai una prova, prova il microfono, prova. Fai pure prova. Che bello! Si sente? Si sente? Ok, allora, nome e cognome. Federica De Carli. Ecco, e sei caduta, chiaramente una volata. No, 2 giri dalle Termine. Ah, pure? Sì. Che neanche la soddisfazione. Una ragazza della tua età, io faccio conto con altri, io voglio centrare il carattere delle persone, no? Credo che hai un bel coraggio poi dopo a risalire un'altra volta in bicicletta. Mercoledì avevo una gara in pista, l'allenatore mi ha detto star fermo, però sabato parto per una crono. Quindi non c'è niente da fare, vai? No, io vado sempre avanti. Ma perché ti piace così tanto il ciclismo? È la passione. Ma non so, c'era tuo papà, tuo nonno, qualcuno? Mia cugina. Tua cugina. Nome e cognome? Valentina Sartori. E tu sei una allieva? Allieva. Come lei? Secondo anno. Secondo anno, sei già più grande. E tu sei più velocista o più passista? Nessuna delle due. No, frena, no, questo no. Ti piglierà, che ci vai andare, in bicicletta che ci vai a fare? No, nessuna delle due. Avrai una peculiarità. Vado meglio sulla piana. Sulla piana, è così rilassata, sai, con la colonna sonora, dove vai, bellezza in bicicletta. Però fai anche pista. Sì. Ti piace? Sì. Beh, non esagerare con sai, tu nome e cognome? Anna Perazzolo. E cosa fai? Tu invece vai bene in pista? Come lei. Ah, come lei? Sì. Cioè non vai? Cioè, se delle ciofeghe, dimmi. Come fate che vincete sempre? Vado nelle gare in salita, no. No. Niente. In discesa? Neanche. Ah, manco. Cioè, e poi? Piana. Anche tu piana. Va bene. Passa il microfono. Sartori Alessio. E perché ridi? A te piace cosa andare in piana? Andare in bici. Fategli un applauso. No, non ho mica finito, vai ad andare in bici. Avrai fatto qualcosa, sai, in salita vai un po' meglio che in discesa. Vado nessuna delle due parti. Ha vinto però, come hai fatto a vincere? Scusa. O gli altri hanno detto, guarda, vinci per disperazione, ma hai vinto. Sì. Qualche gara? E quest'anno la prima. E l'anno scorso ho vinto solo una. Solo una? Sì. Insomma, però hai vinto. Tu pensi, nella mia vita ho vinto mai niente. Tu invece ti chiami? Martina Stefani. Te vai bene in pista? Sì. Ti piace? Sì. Ti piace cosa? La velocità? Tutto. Tutto. Ma sei esordiente tu? Allieva. Allieva. Ma stai attenta, ma questa società, cosa pensi della tua società? Io sono entrata quest'anno perché ero in un'altra società, ma mi sembra che sia abbastanza organizzata. Abbastanza? No, organizzata. No, è meglio che stiano camomillari. Ma è vero che le amicizie dello sport sono diverse da quelle della scuola? Sì. Come mai secondo te? Perché avendo lo stesso sport nel sangue, Sì, ma ho capito, ma c'è un'amicizia forse più reale, diversamente dai banchi di scuola. Sì, forse perché un'amicizia più sentita. Ti vedi tutte le domeniche, quindi poi è come la vita, il ciclismo, quindi impari a vivere. Hai detto una cosa bella, meriterebbe veramente un applauso, meriterebbe. Poco dietro di te c'è un'altra bella ragazza. Esordiente? Sì, secondo anno. Ci ho cercato alla fine, E tu invece? Vado meglio in salita. Non ho capito il tuo nome. trovo Silvia Pegoraro. Ecco, in salita. Sì. Hai vinto qualche gara? No. No, non ci frega niente, però ti piace lo stesso. Sì. Faccio la stessa domanda. Hai più amici nello sport, amiche oppure nello sport? Insomma, poi dopo parliamo di questa cosa qua. Giancarlo invece è Favero, direttore sportivo e vicepresidente. No, direttore sportivo no, vicepresidente. E meccanico della squadra. Meccanico della squadra. Sì. Pensa che il meccanico, io ho fatto una trasmissione settimana scorsa della Milano-Taranto degli anni 50-40, dove la Laverda aveva 5 piloti, di cui uno che si chiamava Zin Antonio, era anche meccanico, un'importanza stupefacente per quanto riguarda le gare e anche la messa a punto di questi mezzi, sì, vero? Sì. È più complesso rispetto a una volta, anche i cambi. No.
sono abbastanza semplici anche adesso. Non è Io che... le posso fare una domanda, perché ci vuole solo la passione comunque sta lì dietro la bicicletta. Ma perché, adesso non mi dica per passione un'altra volta, ma perché lei la domenica non se ne sta, non so, con sua moglie, con i suoi figli? No, lo faccio solo per la passione, appunto, cioè, perché mi piace proprio. E in casa come reagiscono? La moglie? È una roba abbastanza dolente questa cosa della casa, la moglie è abbastanza... Però è forte la voglia. Sì. Eli, invece tu cosa fai? Pista ne fai? Sì, però. Ho visto. Beh, cosa però? Quest'anno le soddisfazioni non sono state molte, si No. spera per il futuro. Per il futuro noi ce lo auguriamo. Sai perché ho fatto la domanda alla tua amica? Come mai nelle amicizie dello sport sono diverse dalla scuola? Perché è un fatto reale. Mario Soldati, in una grande intervista, appunto disse: bisognerebbe portare la materia del ciclismo nelle scuole per raccontare quelle gesta che veramente sono state importanti di grandi campioni, viene in mente Bartali, Coppi, Magni, Couture, che hanno raccontato la storia e potrebbe essere propedeutica anche nella scuola, e far capire che nello sport, diversamente dalla scuola, c'è un'amicizia che vale forse di più perché è più genuina. Penso di interpretare anche il tuo pensiero. Se sei amica di una dello sport è perché nello sport condividete il vero sacrificio, vero? Sì, la stessa passione, più semplice con chi pratica il tuo stesso sport perché sei più vicina, frequenti maggiormente. Della scuola cos'è che non ti piace tanto? La cosa che ti piace meno, diciamo? Studiare. Vabbè, quello, lo dice a me, ero I il capostipite. I compagni mi piacciono, però ti piacciono, sì. L'ambiente scolastico manda un po' giù. Secondo te come mai? Non so, i professori non raccontano più la storia con la stessa passione che i vostri dirigenti vi insegnano? Io mi capisco più con le mie compagne di squadra piuttosto che con professori e compagni, perché appunto pratico lo stesso sport. Luigi, quando io dico che bisogna entrare nelle scuole vantando un merito. L'età fa grado, dicono. E quindi il ciclismo ha un'età superiore ad ogni altro sport, perché è stato il primo mezzo di locomozione dal momento in cui l'uomo ha inventato la ruota, no? Quindi questi discorsi che mi fanno questi ragazzi, che sono molto spesso riperpetuati, danno questa cifra, no? L'amicizia nello sport è diversa dall'amicizia della scuola. Tu lo sai che noi stiamo facendo la campagna per entrare nelle scuole, non è semplice entrare col ciclismo, come è più semplice con altri sport, soprattutto perché gli insegnanti di educazione fisica pochi praticano il ciclismo, perché fanno le campestri, c'è chi ha il basket, chi la pallavolo, eccetera. Per questo le nostre società incontrano qualche difficoltà a entrare nelle scuole, però spingendo, insistendo, io so di alcune società che stanno facendo il progetto Pinocchio famoso, anche se è faticoso perché per fare il progetto Pinocchio ci sono da fare cartine, la burocrazia da noi, sai, regna sovrana, no? Però insistendo si riesce a fare qualcosa. C'è anche qualcuno che fa volantinaggio fuori dalle scuole, distribuisce volantini per le scuole di ciclismo che hanno le nostre piccole società, che ringrazio, lo sai, le ringrazio ogni volta perché le società stanno facendo un lavoro eccezionale. Naturalmente qualcuno perde coraggio perché dice ci sono 300 bambini su una scuola, siamo fortunati quando ne escono 2 o 3 che vengono in bicicletta. Io dico, quando ne arriva uno va benissimo. Proprio ieri a Stoppari parlavo con alcune società, guarda quest'anno c'ho 1, 2 G1. Dico, sei già fortunato, c'è qualcuno che non ce n'ha neanche uno. Però insistendo sono convinto che il ciclismo non morirà mai. Beh, guarda, questo è indubbio. Io continuo ad avere una mia idea sul ciclismo, che poco importa chi è che va in bicicletta per agonismo, come lo fate voi, Nicola, però il ciclismo lo praticano da 7 anni quando vanno a scuola e potrebbe essere il discorso di una vera e propria scuola di ciclismo, perché questi ragazzi devono essere veramente a tu per tu con la bicicletta, devono sapere come andare in bicicletta e penso che nessun altro abbia l'eccellenza per insegnarlo dei direttori sportivi, quindi anche alle mamme che non vedono di buon grado il ciclismo dovrebbero capire, i genitori, che il ciclismo è qualcosa che potrebbe essere affrontato in maniera diversa, non soltanto per competizione. Nelle gare G1, G6 si potrebbe già fare molto insegnamento. Sì, indubbiamente. E poi penso che il ciclismo sia
uno degli sport più completi a livello fisico. Ma questo diciamo che E quindi va da sé, uno dice ma io preferisco il nuoto e vabbè, insomma, ci sta. Però in bicicletta si va anche per andare a prendere il latte o per andare a scuola, quindi sarebbe meglio che i bambini sapessero andare in bicicletta. Credo che sia questo. Il problema è che mancano le strutture. Quello è anche vero, mancano le strutture, però penso che nei cortili delle scuole ci siano ancora le strutture per poter fare delle cose. Per il nostro sport è praticamente necessaria, gli altri sport sono in palestra, i luoghi protetti, i nostri li facciamo su strada. Io adesso faccio una domanda che sembrerebbe un po' e sulle strade cattiva. sai anche tu. Certo, però non è che forse il ciclismo anche dirigenziale, adesso chi vuole rispondermi mi può rispondere, abbia peccato forse per esportare eccellenze, saper esportare delle persone che avrebbero avuto un dialogo diverso con le scolaresche? Cioè bisognerebbe aprire un dialogo un po' più franco, anche un po' più giusto rispetto ai docenti, entrare dentro con una forma diversa, con una forma che il ciclismo non è soltanto uno sport agonistico, ma debba essere un patentino. Creare una intelligence da dare ai bambini alla fine della quinta elementare un patentino che sanno andare in bicicletta. Tu lo sai che noi abbiamo cercato anche con le polizie locali, no? Fare quei corsi di istruzione stradale, imparare andare in bicicletta ma sapere i segnali cosa indicano, se puoi andare su quel marciapiede, se è una pista ciclabile o un marciapiede, certo. Tutte quelle cose là. Ecco, dobbiamo dialogare secondo me anche con i comandi di polizia locale che possono darci una grossa mano in questo, no? Perché partiamo dall'educazione stradale in bicicletta per arrivare ad avere qualche ragazzino che poi corre in bicicletta. Poi tu lo sai come io la penso con i giovanissimi, no? Non deve essere agonismo, perché i ragazzi l'agonismo ce l'hanno già dentro. Loro, non so, hai visto ieri certo. Che battaglie si sono dati sul circuito della zona industriale di Stroppari, no? Quindi i ragazzini non occorre dire niente, basta farli salire in bicicletta e loro vanno. Ecco, trovare anche per allenarci, quelle zone, nelle zone industriali, per esempio, fare degli accordi con i comuni. Adesso c'è la bella stagione, c'è luce fino a tardi, alle 5:30 le fabbriche, gran parte delle fabbriche chiudono, dalle 6 alle 7:30, un'ora e mezza per i giovanissimi basta e avanza. Trovare dei percorsi da poter chiudere il traffico con un decreto del sindaco, tu ti metti d'accordo nella società, 4 genitori si mettono sui 4 certo. Angoli e fai girare torno i ragazzini. Parliamo di pista, che potrebbe essere forse l'area più deputata al ciclismo. Bisognerebbe fare sì delle piste che siano anche polivalenti. Mi viene in mente l'anello di Bassano del Grappa, chiaramente non può andare un giovanissimo perché credo che sia più difficoltoso. Se corre sotto ancora, però all'interno creare dei momenti in cui si possono fare tipo gincane o corsa campestre non sarebbe male. Questa potrebbe essere anche un'idea per poter avvantaggiare questi ragazzi. Cosa dici, Nicola? Sì, perché alla fine alla scuola hanno le palestre e quindi fanno attività di atletica e la palestra del ciclismo è la strada. Certo. Riprendi il microfono. Tu sai che ci sono dei ragazzi che tante volte si devono allenare e tante volte l'allenamento del ciclismo è un po' diverso rispetto ad un allenamento che può essere fatto in scuola e tante volte hanno delle difficoltà ad avere la giustificazione di non praticare quell'ora perché comunque loro già di ore di palestra e ore di allenamento ne fanno già molte. Anche questo è un momento che secondo me collide molto con la scuola. Sì, però tante volte la scuola anche sbaglia a dare istruzione anche ai ragazzi, perché magari, non so, la ragazza fa ciclismo, la professoressa o chi insegna magari non ne tiene conto e sbaglia a fargli fare degli esercizi che possono danneggiare il ragazzo comunque. E questo succede spesso comunque nelle scuole. Lo so che succede spesso e purtroppo questo credo che sia una grande lacuna proprio dei dirigenti, della dirigenza del ciclismo, ma non a livello provinciale. Io credo che debba essere un decreto portato da Roma, che deve cominciare a pensare che il ciclismo, se si vuole salvare, deve avere un altro tipo di dialogo verso riguardo. Dovrebbe partire dalla federazione, dal CONI stesso. Cioè diciamo che se dei ragazzi praticano uno sport particolare, dargli la possibilità all'interno dell'ora di educazione fisica di fare
quello che serve per lo sport che pratica, però non è facile, penso che non sia facile, non sarà difficile ma neanche facile. E dopo bisogna trovare sempre, come ti dicevo prima, l'insegnante di educazione fisica che capisca questo bisogno, questa necessità. Noi ce lo auguriamo, io dico sempre, prima, come che ti chiami tu? No. Hai detto che il ciclismo è un po' come la vita. Sì. È verissimo questa, la metafora del ciclismo è proprio calzante con la vita. Io dirò di più, che se gli insegnanti, ma noi del ciclismo, non impariamo, o perlomeno non azzardiamo un po' di più nel pensare, nel dire che con un pallone è difficile andare a scuola, cioè io credo che non vedi un bambino che va a scuola palleggiando o va a scuola o va a comprare il latte con il pallone, insomma va in bicicletta, quindi partiamo da questo presupposto e io vorrei che fosse condivisa con tutti questa cosa qua, che il ciclismo debba avere dei punteggi. Un domani in quinta elementare hanno affrontato il ciclismo, i ragazzi sono andati in bicicletta e prendono un patentino, poi alle medie ancora di più, cioè creare quella cultura che attraverso il ciclismo un domani diventano anche buoni automobilisti, perché Francesco, ci stanno 6.000 morti all'anno per incidenti stradali, 25.000 feriti, questi sono i dati dell'Associazione Nazionale Vittime della Strada, perché non c'è educazione stradale e perché c'è un cattivo uso dell'alcol, c'è un cattivo uso delle droghe, un cattivo uso, ho detto una stronzata micidiale, non si devono proprio usare, non è un cattivo, non si devono proprio usare, abbiamo una visione completamente stravolta, i nostri figli che non praticano sport, quando non lo praticano come fanno queste ragazze fanno altro e quell'altro è dannoso, quindi io credo che sia questo da dire. Dopotutto se tu vai a fare la patente non parlano di ciclismo, non si parla del ciclista. Dell'articolo 9. Caso dell'articolo 9, che abbiamo il ciclismo sicuro a Vicenza, certo, che sta battendo molto forte questa cosa. Non si parla assolutamente. Ma quelli di ciclismo sicuro dovrebbero venire qua a parlarne, perché insomma Serenissima è una ottima cassa di risonanza, bisogna che vengano qua e ne vengano a parlare, perché credo che sull'articolo 9, che poi oltretutto è anche messo in maniera sbagliata all'interno del plafond della istruzione stradale, ma ciclismo sicuro deve anche venire a parlare di cosa vuol dire quando c'è una gara, perché tante volte gli incidenti, come è successo al povero Pantani, ma non soltanto, anche alla Marina Romoli, sono perché la gente non sa esattamente cosa deve fare durante la gara. Molti automobilisti non sanno quando incontrano i cartelli di inizio gara devono fermarsi, finché non passa il fine gara. Quando sono passati i primi corridori loro entrano in strada. E quindi ne frega niente. Non lo insegnano da nessuna parte. E allora, ma secondo voi non vi viene questa cosa qua in mente, dire quando c'è un bel Giro d'Italia fare una trasmissione anziché parlare sempre delle stesse cose, un'ora e parlare di queste cose? Sì, sarebbe utilissima. O uno spot in mezzo al giro, spot, quando ma lo guardano sempre gli appassionati di ciclismo che queste cose le sanno. Questo purtroppo è anche una verità, Luigi, siamo sempre noi che ci guardiamo. Sì. Di solito, ecco, la tua trasmissione è una bellissima trasmissione, sì, però no, il 90%, è una bellissima, però, il 90% di chi la guarda è appassionato di ciclismo. Ma intanto l'altro 10% che magari è seduto... Noi cogliamo molto invece da un'altra trasmissione. Ecco, per cui... io ti dicevo questo, se quando a casa accendo la televisione su Tele Serenissima per guardare la trasmissione, ci sono assieme altre due persone che magari di ciclismo non si interessano, ma e parliamo di ciclismo sicuro, lo sentono anche quelle altre due, questo è il discorso. Sono d'accordo, anche perché il ciclismo secondo me ha uno standard, che è lo standard italiano, lo standard della crisi italiana, è del 90% della popolazione italiana seria e onesta, cioè le persone che si tirano sulle maniche. Il ciclismo sicuro non vale solo per le ragazze o i ragazzi che corrono, che fanno attività agonistica, vale per tutti, anche per i ragazzini che vanno a scuola. Alla mia, quando andavo a scuola io e quando andavi tu, andavamo tutti in bicicletta, adesso bisogna andare col pulmino, il traffico è diverso, no? No, io non c'avevo i soldi, dopo 8 anni, quando la io ho fatto anche le superiori, andavo a Bassano e andavo e tornavo sempre in bicicletta perché intanto non c'erano i pullman, ma poi era più comodo in bicicletta, certo, no? Era più comodo. Era un altro tipo, un altro stile di vita. Sì, non c'era il traffico che c'è adesso. Però alcune amministrazioni comunali che hanno la lungimiranza hanno cominciato a fare i piedibus, che anche questa è una bella cosa, perché sennò io sono stufo di vedere le mamme che portano con il SUV il bambino proprio sotto la scalinata, perché francamente sono cose che non sono più da vedere.
Ma io comunque concludo questa trasmissione intanto ringraziando te Luigi Comacchio, anche te. Io ringrazio voi Nicola per la Ravella, trasmissione. tu vieni sempre qua, guarda che questa casa è casa vostra. Elisa Vanzetta, grazie per essere stata con noi. Cosa posterai tu su Facebook dopo questa trasmissione? Bisogna vedere. Bisogna vedere come va. Vedremo. E poi dopo ci dirai se qualcuno... Però io sai che vorrei fare un saluto a Edoardo Nichele. Sai per quale motivo? Perché intanto è un ciclocrossista, poi dopo era in gara proprio al 4º Gran Premio Cicli Polar e poi è un bravo ragazzo. A me piace Edoardo Nichele, non so a te, ma a me piace. È un bravo ragazzo. Grazie anche a te Francesco Cecchin per essere stati con noi. Invitiamo anche Ciclismo Sicuro quando vogliono venire nelle prossime puntate ben accetti, perché quando si parla di ciclismo sicuro io sono sempre il primo e vengano le intuizioni e le intelligenze. Settimana prossima parleremo con la rediviva Elenia Lazzaro che ci racconterà un po' di questo Giro d'Italia. Cercheremo anche di stuzzicare un po' quello che sono state le grandi alchimie, la grande bellezza di questo Giro e anche capire che il ciclismo professionistico ha voltato pagina e la cosa ci ha fatto piacere. E vi proporremo la gara di Stroppari di Tezze sul Brenta, se non sbaglio, ecco, sempre anche questa organizzata dalla BC Sport, quindi una gran bella puntata da non perdere. Per chi avesse la cortesia e il piacere soprattutto di vederci con o bianco o nero, sempre su questa emittente, lunedì parleremo proprio con l'Associazione Italiani Vittime della Strada, quindi una puntata da non perdere anche per capire esattamente dove stiamo. Pensate, prima si parlava di 6.000 morti nelle strade italiane, un bollettino di guerra che non ha pari e non ne parliamo mai abbastanza, di 25.000 persone che poi dopo hanno dei gravi handicap, con gravi handicap anche da parte del sociale, con grandi dispersioni di soldi. Si potrebbe fare molto con un piccolissimo sforzo soltanto cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica. E un altro dato drammatico è che pensate che nel 2020 con questo trend la morte giovanile sarà al primo posto proprio negli incidenti stradali, quindi questo è inaccettabile per chi parla di ciclismo, per chi ama le due ruote e per chi ama la metafora del ciclismo, come diceva prima giustamente questa ragazza, perché la vita è come la bicicletta, ci sono tante salite, ma anche nelle discese bisogna stare molto attenti. Buonasera a tutti e grazie a questo caloroso pubblico che sicuramente mi congederà con un applauso.